Ormai sta diventando quasi un'abitudine qui nella città ed è aumentata questa cosa, anziché diminuire, perché lasciano anche nelle zone pubbliche, nei contenitori, addirittura mettono i gatti che investono. Un fenomeno sempre più in aumento, quello dell'abbandono selvaggio di rifiuti tra le strade di Treviso, lo dicono i cittadini, lo dicono i dati sulle multe elevate grazie alle fototrappole. L'ultima in ordine di tempo nei confronti di una settantenne pizzicata da una pattuglia in borghese mentre stava per gettare un sacchetto nel cestino. Qualche giorno fa una trentenne si è vista arrivare una sanzione da 1.200 euro per aver abbandonato 3 sacchetti lungo la Feltrina e poi altre 2 multe ad altrettanti cittadini intercettati sempre grazie alle fototrappole. Casugana auspica che queste sanzioni servano come disincentivo, ma intanto gli ecovandali non si fermano. Qui siamo nel quartiere di Sant'Antonino. Appena un mese fa era stata segnalata una discarica di rifiuti. Pochi giorni dopo gli agenti della polizia locale erano riusciti a risalire al responsabile e Contarina aveva provveduto a ripulire l'area. Ma ecco che di nuovo nella zona, a 2 passi dalle scuole medie Felicent, sono ricomparsi sacchi neri, imballaggi di plastica, scatoloni persino degli stivali. Abbiamo anche segnalato stamattina direttamente dalla scuola sia i vigili urbani che la Contarina. E adesso si ricomincia ancora di nuovo, ma è dappertutto qua. Ci sono sacchetti anche di qua, c'è un sacchetto di là, è una zona un po' nascosta, quindi la sera probabilmente fanno man bassa. In effetti, spostandosi di qualche metro lungo la strada si nota una borsa abbandonata e poi nascoste tra le sterpaglie una pentola e addirittura una cassettiera. Mettere delle fototrappole, prenderli e una multa sonora. L'unico modo, perché altrimenti questa è tutta gente che lavora di notte. Sì, e che magari è di altre zone. Di altre zone, senz'altro. L'assessore Manera, che spiega come oltre ai residenti anche i cittadini di passaggio provenienti da altri comuni siano responsabili di questi abbandoni, invita a denunciare episodi simili e poi mette tutti in guardia. Non solo verso i nostri cittadini, ma anche verso i cittadini dei comuni contermini, sappiano che non faremo sconti a nessuno. E quando verranno presi verranno messi anche alla berlina, perché è giusto che la gente sappia chi ha questi comportamenti, e io continuo a dire vigliacchi.